Leonardo e Raffaella Besta, li dico in ordine, nell'ordine con il quale parleranno. Parleranno di un tema davvero molto particolare, nonostante che il caso peculiare su Palazzo Rosso e sulla famiglia Brignole Sale de Ferrari si sia davvero già a lungo parlato. Ma prima di entrare nel merito di questo, volevo più in generale richiamare l'attenzione su alcuni elementi relativi al titolo generale che precede i loro interventi, e cioè Munificenza e arte a Genova e in Liguria nell'Ottocento e nel Novecento, perché è all'interno di questa tematica che i due relatori cominceranno quest'oggi a parlare, ma come vi dirò fra breve saranno seguiti da altri interventi proprio su alcuni temi peculiari. Qual è, diciamo, il riferimento generale? È il termine della munificenza. Munificenza, da munus, latino, dono, è proprio quell'azione con la quale si dimostra una generosità, una larghezza, una prodigalità, come dice il dizionario, esattamente l'opposto di avarizia, grettezza e spilorceria. Questo si trova consultando un dizionario. Se poi al termine e al concetto di munificenza si aggiunge un altro importante elemento, vale a dire l'attenzione per il bene comune, intendendo per bene comune una scelta del dono di un bene che arricchisce tutti e non soltanto il proprietario di uno o più beni. Ecco che allora si delineano con questi termini proprio gli elementi di riferimento per quanto riguarda delle scelte operate da singoli o da famiglie a Genova e Liguria, grazie ai quali la collettività può godere di beni quali dipinti, sculture, oggetti, ma anche più in generale di raccolte legate alle scienze naturali e ad altri elementi omologhi. Ed ecco quindi, ribadisco, la conferenza di oggi si inquadra in questo tema generale, e vi dico anche che ci saranno altri appuntamenti che seguiranno quello di oggi, uno su Palazzo Spinola di pelliceria, in cui ci saranno Farida Simonetti e Gianluca Zanelli che parleranno, un altro sulla Wolfsoniana, in cui parleranno Miki Wolfson e Matteo Fochessati, e un altro ancora su Enrico D'Albertis e il Castello D'Albertis, e interverranno Anna D'Albertis e Maria Camilla De Palma. Altri appuntamenti seguiranno nel secondo semestre, ma ne daremo notizie di volta in volta. Il tema di oggi ha un tema che per chi segue un po' certi argomenti è davvero particolarmente attraente. Più donatori per un museo, Palazzo Rosso, perché voglio dire, di solito quando si parla di Palazzo Rosso si nomina la duchessa di il duca e la duchessa di Galliera, e invece questo argomento, questo tema, questa chiave di lettura verrà sicuramente modificata, non solo, ma verrà anche così reso pubblico da chi tutti i giorni lavora in questo ambito, quali sono le problematiche, le difficoltà, anche i progetti relativi alla direzione di un bene così importante ma davvero così complesso. Raffaella Besta è responsabile infatti del Polo dei Musei d'Arte Antica del Comune di Genova. Dopo la sua laurea ha collaborato all'organizzazione di diverse delle grandi mostre d'arte tenutesi a Genova, il siglo de los Genoveses, Rubens, Van Dyck, eccetera. Ha provveduto al coordinamento editoriale, alla curatela di volumi sulla cultura artistica genovese, e
fa parte del gruppo di lavoro istituito presso il MIBAC per lo studio della salvaguardia degli allestimenti museali storicizzati. E Piero Boccardo sappiamo che si è laureato anche lui a Genova, ha perfezionato i suoi studi presso sedi quali l'Autonoma di Madrid e il Musée du Louvre a Parigi. Ha diretto per 20 anni i musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e le collezioni di Palazzo Tursi. Nel 2019 è stato nominato soprintendente al patrimonio artistico del Comune di Genova, è una carica da cui si è dimesso nel dicembre del 2021. Ecco, a voi la parola. Allora, grazie dell'invito, Stella, grazie della presentazione. Devo dire che nel momento in cui la professoressa Rollandi mi ha proposto il tema, non solo ho aderito immediatamente, puoi testimoniarlo, ma ho subito detto che mi piaceva affrontarlo con questo taglio che forse potrà almeno inizialmente sconcertare taluni, perché come ha anticipato Stella Rollandi, la vulgata è che Palazzo Rosso è frutto della donazione della Duchessa di Galliera. Non è che lo smentisco, ben inteso, l'atto di donazione è firmato dalla Duchessa di Galliera, questo lo confermo fin da subito. Però forse, non so se addirittura vado fuori tema, più che di munificenza, nei termini in cui esposti appunto alla professoressa Rollandi, io parlerei di mecenatismo e cercherò di farvi intendere perché trovo differenti i due termini. Se entrate in Palazzo Rosso, all'imbocco dello scalone c'è una lapide successiva alla donazione. Presumo, ho fatto qualche ricerca, non ho trovato quando è stata apposta questa lapide, è di sicuro ottocentesca, ma non c'è una data precisa di collocazione, comunque dopo il 1874, che è l'anno della donazione. E in questa lapide, tanto per cominciare, si dicono le cose in modo preciso, cioè si dice che la donazione è fatta da Maria Brignole Sale de Ferrari, da suo figlio Filippo, e vi spiegherò perché è determinante suo figlio Filippo, con, diciamo, il consenso del marito, cioè di Raffaele de Ferrari. Questo consenso all'epoca era indispensabile perché una moglie non poteva disporre liberamente del proprio patrimonio, anche se era patrimonio ereditario da parte sua, ma appunto il marito aveva voce in capitolo. Ma per cominciare appunto ad andare in medias res, presentiamo subito qual era la situazione Ecco, no, allora, prima di tutto una cosa, credo che tutti sappiate che appunto Palazzo Rosso e Palazzo Bianco provengono dal mecenatismo della Duchessa di Galliera, ma una precisazione che è fondamentale in questi casi: Palazzo Rosso è una donazione in vita, Palazzo Bianco è un legato testamentario, cioè nel momento in cui è stato aperto il testamento della Duchessa di Galliera è venuto fuori che Palazzo Bianco veniva destinato al comune. E la differenza, oltre che di tipo giuridico, è una differenza anche di tipo sostanziale. Nel caso di Palazzo Rosso, come vi ho detto, è la Duchessa con suo figlio e con l'autorizzazione del marito. Nel caso di Palazzo Bianco il marito era già morto, quindi evidentemente non poteva più intervenire, il figlio ha ormai preso scelte diverse, è solo la Duchessa di Galliera che lascia del suo patrimonio Palazzo Bianco al Comune di Genova. No, sono andato indietro. Ecco, situazione familiare. Anche per inquadrare un pochettino il personaggio, dato che immagino che in questo ciclo di conferenze i vari donatori, come li abbiamo chiamati, è bene sapere di che personaggi si tratta. I Brignole Sale, di cui la Duchessa era la prima figlia sopravvissuta, ne era nata una prima di lei, ma vissuta solo
poco tempo, erano una delle famiglie storiche della Repubblica di Genova, di quelle che si chiamano famiglie nuove perché entrano nel potere della Repubblica soltanto con la riforma di Andrea Doria, ma per avvicinarci, se no, se faccio tutta la storia di Brignole di Sale non finiamo più, di un rango senza dubbio superiore, un rango superiore non soltanto in termini di potere economico, perché era una famiglia veramente ricca, per merito ovviamente di gestioni patrimoniali assai accorte e abili, ma perché aveva saputo mettersi all'altezza della situazione, cioè faceva parte del potere della classe di governo della Repubblica, ma lo viveva in prima persona. C'erano stati 3 dogi prima di Antonio Brignole Sale, ma per rendervi conto, Antonio viene mandato a studiare al Collegio Tolomei a Siena, e a quella data a studiare al Collegio Tolomei si potrebbe paragonare uno che ha fatto la Bocconi, che ha fatto il Sant'Anna di Pisa, ha fatto la Normale di Pisa, cioè era uno degli istituti superiori di massimo livello che ci fosse in Italia. Imparavano le lingue, già nel Settecento si studiavano le lingue, quindi e a darvi l'idea di come una famiglia del genere faceva parte della classe dirigente, come dovrebbe essere una classe dirigente, se a Maria in quanto femmina non era consentito entrare in scuole di quel genere perché per la cultura del tempo erano solo maschili, però prima che Maria abbia 15 anni, nella corrispondenza con suo padre, perché il padre ha spesso missioni diplomatiche, quindi non sempre è a Genova, qualche volta si porta anche Maria con sé, Maria è la moglie Artemisia Negrone, nella corrispondenza fra padre e figlio si scrivono in francese, si scrivono in inglese, proprio per esercizio, lui le sapeva, ma Maria le deve imparare, cioè è una di quei membri della società destinata a quel livello di società che deve sapere le lingue. E non so quando l'abbia studiato, poi nella sua vita Maria impara anche il tedesco e parla con disinvoltura anche il tedesco. Ecco, per questa data la lo è oggi, potete immaginarvi cosa doveva essere nel passato la conoscenza delle lingue come strumento proprio di esercizio del proprio potere. Nasce invece 11 anni più tardi, Maria è nata nell'11 e Luisa nel 22, questa sorella, 2 ottimi matrimoni entrambe, nel senso che Maria sposa Raffaele De Ferrari, che è di già per sé un buon partito, quindi già intendete questo, a partire dal matrimonio smette di abitare Palazzo Rosso e non ci abiterà mai più nella sua vita, e va a abitare nel Palazzo De Ferrari di Piazza De Ferrari. Ma quando il marito fa l'ulteriore salto di qualità dal punto di vista e del patrimonio e della vita sociale di altissimo profilo a livello europeo, cioè quando compra l'Hotel Matignon a Parigi, Maria va a stare a Parigi e sta a Parigi il più possibile. Da questo punto di vista, ve lo banalizzo per farvi ridere, lo dico subito, ma nella corrispondenza fra moglie e marito, dato che lei sta stabilmente a Parigi, mentre Raffaele per necessità di gestione del patrimonio gira molto, si viaggiava molto più di quanto non ci si possa immaginare all'epoca, Raffaele quando era a Genova andava volentieri nella villa che i De Ferrari avevano a Coronata e scriveva alla moglie: io meglio che a Coronata non sto. E Maria rispondeva da Parigi: io da Parigi non mi muovo. Quindi chiarissime i 2 punti di vista. Luisa sposa un Melzi-Deril, altra famiglia di primissimo rango nell'Italia del tempo, era figlio di un viceré d'Italia, Ludovico, e a Milano il Palazzo Melzi-Deril di Milano è una residenza prestigiosa, forse anche più del Palazzo De Ferrari genovese. In più, mentre Raffaele aveva la villa a Coronata,
Ludovico aveva la villa sul lago di Como e la magnifica villa che poi è diventata Gallarati Scotti, quindi un'altra prestigiosissima residenza. Con il matrimonio di ciascuna delle due sorelle le loro vite sono separate, cioè si scrivono, hanno contatti, non è che si dimenticano l'una dell'altra, però inevitabilmente una sta tra Milano, insomma in generale in Lombardia, l'altra sta essenzialmente a Parigi, due maniere proprio di concepire la vita, di una vita mondana, di una vita sociale, di un'apertura mentale, se volete anche, cioè non possiamo pensare di paragonare Milano di metà Ottocento con Parigi di metà Ottocento, insomma, una quantità di cose, anche se di sicuro la duchessa ha sempre atteggiamenti piuttosto conservatori, il suo giro di amicizie, le sue frequentazioni sono più di una Parigi conservatrice, di una Parigi, per intenderci, orleanista. Non si trova tanto bene sotto Napoleone III la duchessa, preferisce personaggi più legati al passato regime. E da questo punto di vista invece Luisa è meno politicamente coinvolta. Sempre per inquadrare il personaggio, una delle cose che mi ha colpito moltissimo di Maria, ovvero della sua partecipazione alla vita cittadina pur stando a Parigi, è che quando i Savoia trasferiscono l'arsenale da Genova alla Spezia, Maria scrive scandalizzata e ne scrive alla madre, cioè l'idea che fra una madre e una figlia di metà Ottocento lo spostamento dell'arsenale militare da Genova alla Spezia sia un argomento di conversazione nella corrispondenza normale, a me stupisce, nel senso che normalmente ti immagini che fra madre e figlia si possa parlare di come sta il figlio, di cosa ha fatto la zia o di argomenti più futili come questi, invece si arriva a parlare di un problema come questo. Potete immaginare, fu una cosa epocale il trasferimento dell'arsenale, importantissimo per la Spezia e di conseguenza invece una gran perdita per Genova. Ma la storia che io vi racconto, per entrare proprio finalmente nell'argomento, comincia nel momento in cui Antonio muore nel 1863. Antonio muore senza aver fatto testamento e di conseguenza, come è normale che sia, la divisione deve avvenire fra le due figlie in parti uguali e si dividono il patrimonio non da poco dei Brignole-Sale, più o meno in parti uguali. Giusto per capirci, Luisa prende la villa d'Albaro, quella che poi oggi conosciamo come delle Marcelline, e Maria prende la villa di Voltri, quella che chiamiamo Villa Duchessa di Galliera, e così tutto viene diviso fra le due sorelle, con un'unica eccezione che è, ecco qui, queste più o meno sono le fotografie al momento della divisione. L'unica cosa che resta indivisa è Palazzo Rosso, per il quale entra in ballo anche Filippo, cioè il figlio della duchessa. Palazzo Rosso è ben più grande di quello che normalmente vedete guardando in via Garibaldi, perché come si può vedere anche da questa immagine ha il corpo arretrato delle dipendenze, che fa sì che come metri quadri forse soltanto Palazzo Tursi lo supera in Strada Nuova, cioè un palazzo veramente grande, e loro decidono di mantenerlo in proprietà unica in attesa del futuro, di capire che cosa succederà. Vi ho detto che Antonio muore nel 63 e il primo documento che dimostra che c'è qualche cosa che non funziona proprio alla perfezione in questo accordo di divisione apparentemente così perfetto, per il quale appunto Palazzo Rosso resta così com'è, con i quadri del piano nobile al loro posto, la biblioteca al suo posto, è un documento di qualche anno più tardi, che riguarda questi 4 quadri, le sibille di Guido Reni e del suo atelier, che erano state comprate dall'antenato Anton Giulio, il personaggio ritratto a cavallo da Van Dyck. Una carta datata primavera del 1867 e firmata da Raffaele dice che ritira questi 4 quadri e che si obbliga a rimetterli al suo posto ogni qualvolta ciò venisse richiesto da mia cognata la duchessa Melzi.
Ed è un biglietto strano, nel senso che ci si chiede, ma l'ha chiesto a sua cognata di poterli prendere? La cognata gli ha messo come condizione, però se voglio che ritornino, farli tornare? Cioè è una dizione che fa intendere che ci possa essere qualche sottinteso. E il sottinteso emerge invece in maniera plateale, e questo è il documento a cui faceva riferimento Stella Rolandi introducendomi, nel testamento di Luisa, perché Luisa quello stesso anno, in settembre, fa testamento. Ho fatto delle slide con il testo che in parte leggo, in parte vi recito, ma così potete anche vedere bene com'è. Inizialmente Luisa dice: siccome di rendite mia sorella e mio nipote non ne hanno bisogno, perché il duca de Ferrari aveva messo insieme così tanti soldi che sarebbe stato una goccia in un mare, non gli lascio rendite, e l'unica cosa che mi interessa decidere cosa farne è Palazzo Rosso. Palazzo Rosso, che fino a quel momento è proprietà indivisa, destino l'usufrutto a mia sorella e la proprietà a mio nipote, in modo tale, questa sarebbe l'idea di Luisa, che quando anche la sorella morirà, il nipote sarà di nuovo unico proprietario dell'intero bene. Ma mette delle condizioni. Le condizioni sono queste: che il nipote aggiunga al cognome de Ferrari anche il cognome Brignole-Sale. Vuole fare in modo che la famiglia Brignole-Sale, che con loro due si estingueva perché ovviamente portavano ciascuna un cognome diverso, continuino nella storia. Detto col senno di poi, quindi questo Luisa non poteva assolutamente immaginarlo, Filippo rifiuterà perfino il cognome de Ferrari, quindi figuratevi se prendeva anche quello Brignole-Sale. L'altra condizione è molto interessante, molto importante, perché dice che secondo le intenzioni del padre, che quindi a questo punto comincia a essere uno dei donatori di Palazzo Rosso, per accrescere il lustro e il decoro della città, lei vuole che Palazzo Rosso sia visitabile alcuni giorni alla settimana. Sia Palazzo Rosso inteso come collezione di quadri, sia la biblioteca. E quindi che mai si possano trasportare, e tantomeno in terra straniera, veron dei quadri, libri e oggetti che lo compongono. Ricordatevi che nella primavera precedente Raffaele ha portato via 4 quadri e li ha portati a Parigi, quindi tantomeno in terra straniera ha chiaramente un riferimento a quei 4 dipinti che il cognato ha portato a Parigi. Qualora all'epoca della mia morte fosse all'estero, per opera della famiglia del Duca di Galliero, di quella a cui appartengo, uno o più di quegli oggetti, voglio che venga tosto restituito. Quindi sta dicendo chiaramente che quei 4 quadri devono tornare in Palazzo Rosso. Non bastando questo tipo di disposizioni, mette anche delle contro. Aggiungo che dato il caso di un'infrazione qualsiasi alla presente mia volontà, si avrà per non scritto, che vuol dire come se non fosse stato scritto, il legato come sopra della mia parte indivisa degli oggetti componenti la detta galleria biblioteca, e si intenderà invece detta parte indivisa devoluta all'Accademia Ligustica per quanto concerne gli oggetti della galleria e alla città di Genova per quanto concerne gli oggetti componenti la biblioteca, destinando nel beninteso gli oggetti al pubblico lustro, decoro ed istruzione. Una precisazione: a quella data a Genova non c'è ancora un museo, di conseguenza lei fa 2 diverse destinazioni per i 2 nuclei di opere. I libri vanno alla Berio, che esiste già come biblioteca civica. I quadri, non esistendo un museo, li destina all'Accademia Ligustica, che un museo non ha, ma che nel contempo stava raccogliendo tutte le opere d'arte cittadine che provenivano dalle chiese soppresse. Quindi vi rendete conto che la situazione è un po' meno netta e definita di come viene solitamente raccontata la donazione della Duchessa di Galliera, ma c'è di più. Premendomi sommamente la puntuale esecuzione di questa mia speciale volontà relativa alla biblioteca e alla galleria,
e volendo evitare a mio marito il peso di questa esecuzione, nomino miei esecutori testamentari il sindaco pro tempore della città di Genova, conferendogli a proposito i più ampi poteri, e il presidente dell'Accademia Ligustica. Questo cosa vuol dire? Che gli esecutori testamentari sono coloro che beneficeranno di quei beni nel caso in cui la sorella non tenga fede alle imposizioni. Praticamente è una trappola perfetta, tanto è vero che l'anno dopo la morte di Luisa muore nel 1869, l'anno dopo il sindaco di Genova, che è Andrea Podestà, e il presidente dell'Accademia Ligustica fanno causa alla duchessa di Galliera perché non sta tenendo fede agli impegni del testamento, di cui loro erano a conoscenza essendo gli esecutori testamentari. È per questo che vi dico la trappola è perfetta, cioè ha costruito tutto alla perfezione in maniera tale da vincolare la duchessa a comportarsi come vuole lei e non come la duchessa forse pensava. Tutto questo è venuto fuori da un documento che ho trovato del tutto casualmente, che è una memoria degli avvocati difensori della duchessa, stampata nel 1871, la causa era stata intentata nel 70 e nel 71 c'è questa causa. Il titolo forse non lo vedete bene, ve lo leggo perché dice: per la marchesa Maria Brignole Sale, consorte del marchese Raffaele de Ferrari, duca di Galliera, e il figlio Filippo de Ferrari, perché inevitabilmente è parte in causa in questa situazione, contro il sindaco della città di Genova e il presidente dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. E in questa memoria questi avvocati delineano la situazione che vi ho appena raccontato in maniera molto precisa e fanno capire alla duchessa che non c'è, cioè che se si va avanti finisce condannata, con anche un danno di immagine. Forse danno di immagine è un'espressione che nell'Ottocento non esisteva, ma di fatto ci sarebbe stato un forte danno di immagine alla duchessa di Galliera, che non teneva fede all'atteggiamento mecenatistico della sorella per interessi del tutto personali. Ho fatto la ricerca, la causa non arriva a sentenza, cioè si mettono d'accordo prima per evitare proprio quella che è ormai chiaramente una condanna. E a farmi capire che si stanno accordando è un fatto che risale al 1872, il ritrovamento del documento è recentissimo, cioè è nel 1872 che la duchessa fa trasferire da Palazzo Rosso i due gruppi marmorei della Lupa e di Leda con i gemelli che erano nel mezzanino di Palazzo Rosso e che in una sorta di collaborazione sono tornati al loro posto di recente, passaggio di consegna, ecco, vengono trasferiti da Genova a Voltri, nella villa che resta proprietà della duchessa di Galliera. Quindi nel 1872 la duchessa si permette di ulteriormente comportarsi in maniera contraria alle disposizioni della sorella, perché porta via altre due cose da Palazzo Rosso. E questo, a mio parere, è l'indizio quasi probante che ormai si sta definendo l'accordo finale, cioè lei si permette di fare questa azione perché ormai il destino di Palazzo Rosso è chiarito a livello legale e ci sono dei contatti sicuramente precisi con l'amministrazione civica. Finiscono a Voltri e questo è un anticipo che nessuno forse conosce. Con l'aiuto di amici si è finalmente ritrovato dove erano finiti a Voltri, perché noi non sapevamo dove erano finiti a Voltri. Voi conoscete? Siamo arrivati a tutti e due attraverso due foto diverse. Voi conoscete, immagino, la villa di Voltri. Questa è la situazione attuale e un album di fotografie fatto ancora ai tempi della duchessa, conservato dai frati Cappuccini a Voltri, documenta la situazione della grotta che vedete sotto le due rampe dello scalone. Questa è la sovrapposizione della grotta, ma così non vedete nulla. Questa è la fotografia e vedete che piccolini piccolini ci sono i due gruppi marmorei della Cigna e della Lupa che la duchessa aveva fatto togliere da Palazzo Rosso per metterli lì. Sono rientrati a Palazzo Rosso alla vigilia della guerra
non tanto per la protezione, ma perché ormai sono cambiate ulteriormente le cose, cioè la villa la duchessa l'aveva destinata all'Opera Pia Brignole Sale in Voltri. L'Opera Pia Brignole Sale in Voltri, come tante opere di carità, nel tempo e soprattutto dopo l'inflazione della Prima Guerra Mondiale non riesce più assolutamente a svolgere la sua funzione, e per tirare avanti vende il parco al Comune di Genova. A questo punto, avendo venduto il parco, le due sculture che erano nella grotta diventano proprietà del Comune di Genova, e quindi, pur restando la villa inteso come edificio residenziale proprietà dell'Opera Pia, il Comune di Genova nel 1940 porta di nuovo le due sculture in strada nuova e le mette immediatamente in ricovero, perché la dichiarazione di guerra fa sì che sia pericoloso il loro destino. Questa è la famosa litografia che illustra l'atto di donazione, che da tutti viene riportato come 1874, perché quella è effettivamente la data, ma bisogna fare attenzione a questo punto, per capire come le vicende sono state stringenti. È firmato nel gennaio del 74, quindi tutta l'elaborazione dell'atto e tutti gli accordi risalgono al 73, e probabilmente erano cominciati già nel 72, quando appunto la duchessa si sente autorizzata a spostare le due sculture senza dover minimamente dar conto a nessuno della cosa. Questa è la copia stampa dell'atto di donazione, appunto, e dell'atto di donazione riporto queste parole: per attestare pubblicamente i loro sentimenti d'amore alla città di Genova e di zelo per tutto ciò che può accrescere il decoro e l'utile, vi faccio notare che nel testamento Luisa aveva usato proprio le parole decoro e utile, cioè sono le stesse due parole che aveva già indicato Luisa per dire bisogna aprirlo al pubblico almeno qualche volta a settimana per il decoro e l'utile della città, e la duchessa riprende il tema esposto dalla sorella e lo fa suo, perché a questo punto è lei la prima attrice della cosa. C'entra anche Filippo, ben inteso, infatti poi si dice la duchessa di Galliera e il marchese Filippo di Ferrari suo figlio, perché inevitabilmente Filippo era titolare della metà che era appartenuta a Luisa, quindi è necessario che ci siano tutte e due. Filippo non verrà nemmeno a Genova a firmare l'atto, firma da Parigi una procura e poi non prenderà nemmeno il cognome Brignole Sale, ma appunto rinuncerà anche al cognome De Ferrari. Ma questa è una storia assai più lunga, non c'entra con questo. Fatto sta, per arrivare in fondo e passare la parola a Raffaella, che quantomeno bisognerebbe cominciare a ricordare nella donazione di Palazzo Rosso non solo Maria Brignole Sale, ma anche sua sorella, perché di fatto chi mette in moto tutto il meccanismo per far sì che avvenga la donazione da parte della duchessa è Luisa. Non abbiamo per nulla la certezza che la duchessa a quella data avesse di queste intenzioni. È anche vero che a quella data il figlio non ha ancora manifestato la sua disapprovazione nei confronti della famiglia d'origine, quindi forse quello che è da sapere per completare il quadro, ma ben inteso, io ritengo la duchessa un personaggio straordinario e non pensiate che ne voglia insultare la memoria, anche perché poi l'azione caritativa che a Genova riguarda non solo il Galliera, ma anche l'orfanotrofio Sant'Antonio, la casa di riposo San Raffaele, insomma una quantità di istituzioni, e noi genovesi siamo convinti che la duchessa abbia fatto tanto per Genova, in realtà ha fatto molto di più in termini di patrimonio per Parigi. I lasciti a Parigi sono straordinari come entità. Ma quello che quindi Filippo c'entra in ogni caso, ma per concludere, appunto, passare la parola a Raffaella,
la cosa non finisce qui, perché proprio contestualmente alla donazione lei stabilisce di portare via da Palazzo Rosso tutta una serie di opere che porta a Parigi, e sono pezzi non da poco, sono il Rubens Venere e Marte, sono il Cristo della Moneta di Van Dyck, sono il più bello dei tavoli da muro di Palazzo Rosso, che finiscono tutti a Parigi, e abbiamo i documenti, partono 40 casse di opere d'arte per Parigi nel 1874, cioè contestualmente lei firma l'atto di donazione, ma dice vi dono queste cose qui ma mi tengo queste altre cose qui, è un do ut des, di fatto, come dire, quasi ribalta la logica della sorella. La sorella lasciava dei quadri e dei libri, e lei dice vi lascio il palazzo dei quadri e dei libri, ma mi prendo una parte delle opere d'arte. Queste opere poi le conoscete però perché le vicende umane, come sapete, sono molte. In sede testamentaria, quelle opere che erano in origine destinate al Musée Galliera di Parigi, la duchessa stabilisce invece che rientrino a Genova, perché nel frattempo era entrata in dissenso col governo della Terza Repubblica francese, e di conseguenza nel testamento finiscono ufficialmente a Palazzo Bianco, perché la duchessa ha, in questo va detto, un grande merito. Nel momento in cui lascia Palazzo Bianco gli vuole dotarlo anche di un minimo di collezione, e sono le opere appunto che aveva a Parigi e che... Ma l'altro aspetto significativo già per la donazione e poi per Palazzo Bianco è che lei è una donatrice illuminata. Adesso vi faccio una dichiarazione che può sembrare forte, ma per noi che lavoriamo nei musei, un donatore che non lascia un reddito per gestire la donazione alla società lascia un debito. È così. E la duchessa invece, consapevole di questo, dota di mezzi sia Palazzo Rosso quando fa la donazione, sia Palazzo Bianco quando fa il legato testamentario, perché si rende conto che ci devono essere delle risorse per far funzionare queste istituzioni. L'ultima cosa che ho fatto prima di dare le dimissioni è stata di creare una sala in Palazzo Rosso, dove voi vedete una parete in cui c'è il ritratto della duchessa fra i ritratti dei suoi genitori, che è peraltro la cosa che lei aveva chiesto nell'atto di donazione, che il suo ritratto fosse tra i ritratti dei suoi genitori, e di fronte, non ho però una fotografia, c'è il ritratto di Luisa e il ritratto di Filippo, e questa l'abbiamo intitolata la sala dei donatori, perché a questo punto la donazione di Palazzo Rosso non è come è la vulgata solo della duchessa di Galliera, ma coinvolge Antonio, perché la sorella dice che è Antonio che voleva che fosse un museo, sua sorella che la incastra, diciamolo pure in maniera brutale, ma la incastra, e la duchessa, perché bene o male, e il figlio Filippo. E adesso cedo la parola a Raffaele. Bravissimo, ci spostiamo. Tanto è veramente un piacere essere qua con Piero. Forse non ci era mai capitato di fare così. Non ci siamo, però non abbiamo neanche detto che più o meno abbiamo detto tu parla del dopo. Quindi diciamo che la storia raccontata da Piero con la storia di famiglia era sicuramente più interessante, perché poi anche scoprire come in qualche modo una vulgata si trasformi poi in una donazione a più voci, e una donazione anche un po' forzata, con anche degli altri personaggi che entrano in campo, è davvero stata una scoperta che cambia completamente il racconto sulla donazione di Palazzo Rosso, totalmente. Infatti tu devi pubblicarlo poi questa parte qua, perché noi raccontiamo, o le guide raccontano a volte una storia sbagliata, perché diciamo sempre grazie alla donazione della duchessa di Galliera, invece è la donazione della duchessa di Galliera di suo figlio, ma anche frutto di scelte di famiglia, insomma, quindi una donazione in parte forzata. È pur vero che, forse proprio perché poi le vicende della duchessa e di suo figlio prendono una storia che qua non raccontiamo, poi nel legato testamentario lei
questa munificenza la porta avanti dando anche con legato testamentario Palazzo Bianco alla città di Genova, perché si facesse proprio la prima galleria civica, il primo museo civico della città, che allora era assolutamente diverso, ma questa è un'altra storia, perché anche lì rispetto a come è nato, poi Palazzo Bianco adesso si presenta come una moderna pinacoteca, mentre prima era un museo che raccoglieva i nuclei collezionistici di tutti i musei della città. Ma noi invece arriviamo alla donazione e cosa succede dopo. Sostanzialmente dal momento della donazione nel 1874 agli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, diciamo che il museo, la galleria Brignole Sale è come quella che aveva lasciato in qualche modo la duchessa con la sua donazione, ed era una parte molto più piccola rispetto al museo come lo conosciamo adesso. Piero ha detto prima che Palazzo Rosso è un enorme palinsesto composto da un corpo nobile con 2 piani nobili, un mezzanino tra i due piani nobili, delle mezzerie superiori e una parte enorme di dipendenze. Tutta questa parte, a parte il secondo piano nobile e parte delle dipendenze del secondo piano nobile, nel 1874 non erano utilizzati come museo. Il museo era soltanto la Galleria Brignole Sale, e la biblioteca comprendeva solo 10 stanze nel secondo piano nobile dell'edificio, quindi veramente molto molto più piccolo e esteso rispetto a quello che vedete adesso. Adesso se ne visitano quasi 50. Adesso con sistema Musei di Stranova, e questo è un altro ulteriore cambiamento del 2004, con un unico biglietto effettivamente 50 in Palazzo Rosso, tra Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Turzi circa quasi 100 infatti. Quindi è chiaro che è successo qualche cosa, perché e io riprendo qua l'atto di cessione di Palazzo Brignole Sale del Ferrari, si vedrà che uno dei punti è che le gallerie conserveranno sempre la forma e destinazione e distribuzione attuale, anche per quanto riflette la collocazione attuale dei quadri, degli scaffali e dei libri. Questo evidentemente, se siamo passati da 10 stanze a circa 50, è successo, qualche cosa è successo. Non si permetterà mai che alcun quadro o libro sia esportato dalla galleria della biblioteca. I detti appartamenti locali non potranno mai, sotto verum protesto o occasione nemmeno di beneficenza, darsi ricevimenti, feste, pranzi o praticarsi fiere o similianti cose. Quindi anche questo comunque una condizione ben precisa, che è stata forse per la prima volta più eclatante e ricordata poi nel dopoguerra, non rispettata, quando è stato dato un ricevimento in onore di Mussolini nel 1932, che infatti Marcenaro ricorda come diciamo, già un momento di rottura di queste condizioni della cessione. Altre condizioni che adesso non sono più rispettabili, che il direttore della galleria dovrà essere scelto fra i più reputati professori di pittura di questa città. È chiaro che adesso un direttore di museo non è neanche detto adesso che debba essere uno storico dell'arte, però non siamo pittori e siamo storici dell'arte. Poi vedremo che cosa succederà andando avanti. Vado avanti. Quindi con queste condizioni ben precisi e ben clausole specifiche di donazione, che si trovano ad operare in un momento drammatico, quello della ricostruzione del dopoguerra, Caterina Marcenaro e Franco Albini, quando si trovano a dover pensare a che cosa fare di Palazzo Rosso. E qua proprio leggendo le carte proprio dei lavori, il capitolato dei lavori di quel momento, e anche di questi lavori che vedete durano dal 1951 al 1961, quindi sono lavori di restauro, ripristino veramente lunghi. All'inizio il sindaco della città voleva che si aprisse nel 1955, ma chiaramente questo poi non era stato possibile, perché i lavori comprendono, dicevo prima, 10 sale, invece 100 ambienti del palazzo, comprese le terrazze, compreso il cortile, compreso quello che era il cortile al piano terreno, quindi lavori
molto costosi e che comprendevano tutto il corpus di Palazzo Rosso. È chiaro quindi che dopo Grosso, che era il direttore dell'Ufficio Belle Arti prima di Caterina Marcenaro, è andato in pensione, se non sbaglio, nel 1949, lei entra 31 dicembre del 48. Del 48, vabbè, 31 dicembre, quindi sì, dal 49 non è più direttore, diventa direttore dell'Ufficio Belle Arti, Caterina Marcenaro nell'aprile del 1950, quindi è lei che porta avanti, cambiando completamente quella che era l'idea di casa museo di Grosso, quindi di estrema conservazione e di conservazione anche e di rispetto quasi, hai scritto tu una volta, sanfedista dei dettami dell'atto di cessione. Le due idee di casa museo di Grosso, che era il direttore che precedeva Caterina Marcenaro, e di Caterina Marcenaro, sono completamente diverse, e questo lo si evince da tutto il dibattito e dalle lettere che si scambiano e da la grande querelle che nasce intorno al momento della ricostruzione di Palazzo Rosso, che vede anche ampiamente coinvolta la stampa cittadina, con dei titoli veramente allarmistici su quello che stava per avvenire su Palazzo Rosso. Diciamo anche che siamo appunto nel 52, negli anni 50, nel 1950, poi con una seconda inaugurazione nel 51 veniva riaperto Palazzo Bianco di fronte, anche quello gravemente danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, forse anche di più, insomma. Le foto del dopoguerra ci rappresentano un Palazzo Bianco come una scatola aperta. Palazzo Rosso ha anche avuto dei danni enormi, soprattutto per quanto riguarda il salone del secondo piano nobile, dove uno spezzone incendiario nel 1942 distrugge completamente, cioè l'incendio fa cadere la volta col mito di Fetonte di Gregorio De Ferrari, e ovviamente il piano delle mezzerie superiori, che è quello del tetto, e qua sappiamo anche che, e questo poi noi l'abbiamo pagato per tutti questi anni, l'incendio viene spento con l'acqua di mare, quindi con sali che continuano ancora adesso, dove non sono stati tolti, a ricoprire le volte e le pareti affrescate. Dicevo che non abbiamo messo nell'atto di cessione una cosa, cioè che secondo la volontà della duchessa, nel caso in cui il comune avesse contravvenuto alle sue condizioni, ogni bene sarebbe divenuto proprietà della città di Parigi prima, e poi per una modifica del testamento fatta dal notaio Balbi invece l'Accademia di Belle Arti e l'Institut de France. Quindi c'era la paura da parte della cittadinanza che questo palazzo, se completamente modificato secondo quelle che erano le intenzioni della duchessa, potesse passare alla Francia. È molto interessante dal punto di vista proprio di noi studiosi di museologia e museografia leggere le lettere che si scambiano con l'assessore dell'epoca, Grosso e Marcenaro, sulla loro concezione proprio di museologia, perché mentre per Grosso non è possibile accettare una moderna museologia di cui c'era l'esempio di fronte a Palazzo Bianco, se non completa, cioè se non si poteva fare su tutto il palazzo, e lui riteneva che ovviamente su quel palazzo non si potesse fare, mentre Caterina Marcenaro dice: in realtà non è possibile avere dei dipinti capolavori sui piani superiori delle quadrerie, bisogna valorizzare meglio i dipinti e farli vedere, sempre in una logica di assoluta intento anche didattico della nuova e moderna museologia verso i visitatori. Grosso però ribadisce che Palazzo Rosso rimane l'unica galleria, l'unico esemplare di galleria patrizia. In realtà poi c'erano anche Orazio Pallavicini e Spinola private, quindi in realtà è l'unica galleria patrizia pubblica. Sì. E quindi ritiene che sia un tragico errore quella di distruggere questa caratteristica di quadreria patrizia in nome appunto di una moderna museologia che presenta i quadri anche in maniera più accessibile al visitatore. Perché Interrompo un secondo, sì. che non hai detto. Grosso era avvocato con Sì, formazione, quindi vero. per aspetti legali, ovvero le caratteristiche della donazione, le temeva molto.
Sì, addirittura Piero mi ha raccontato che siccome Piero sta studiando una parte interessantissima di questa vicenda, cioè quella in cui Grosso, con un'operazione veramente incredibile, mette in salvo tutte le opere durante la guerra. Lui addirittura chiede un parere all'avvocatura del comune nel momento in cui deve mettere in cassa e salvare tutto questo patrimonio e portarlo, dopo i vari spostamenti che possono essere oggetto di un'ulteriore conferenza, all'Isola Bella, perché dice: io li tolgo dal palazzo, e nelle condizioni c'era scritto che niente si può togliere dal palazzo, e loro gli rispondono: sì, ma è come un incendio, cioè è una situazione di estrema urgenza, quindi si può fare in qualche modo. Quindi chiaramente la visione di Grosso è di rispetto letterale proprio dell'atto di cessione, mentre in fantastiche disquisizioni che avvengono soprattutto in consiglio comunale, perché in occasione di questo incontro mi sono letta tantissimi interventi dell'assessore De Bernardis, che era l'assessore delle belle arti dell'epoca, anche lui avvocato, e dei consiglieri di opposizione, che disquisiscono su proprio i vari cavilli dell'atto di cessione per l'assessore delle belle arti e per, imboccato da Caterina Marcenaro, il rispetto è un rispetto non letterale ma dello spirito della donazione. E anche se, non so se avevi visto Piero, ho letto anche il parere dell'avvocatura, che fondamentalmente dice no, non dovete lasciarlo così perché se no non si rispetta. Insomma, la duchessa fa un atto di cessione, una donazione modale, quindi con delle condizioni. Queste condizioni è vero che per tanti versi non sempre si possono rispettare, pensiamo anche alla luce elettrica rispetto alle candele, per carità, però quello che è invece Caterina Marcenaro ribatte alla visione più conservatrice di Grosso è sì, ma c'è un fatto che la duchessa e il comune non potevano prevedere e che ha sconvolto tutta la vicenda, cioè i danni della guerra. Quindi i danni della guerra hanno comunque modificato totalmente quello che era l'assetto di quel museo, di quel tipo di esposizione, e anzi hanno fatto vedere che con lo scolamento appunto dato dalle acque con cui si era spento l'incendio, che le tempere di Canzio, le tempere ottocentesche che ornavano per esempio il salone o le quadrature delle quadrerie delle sale del secondo piano nobile erano appunto tempere ottocentesche che non valeva la pena di salvare, invece era preferibile riportare, togliere tutto quello che epurare in qualche modo, sì, togliere tutto quello che era l'aspetto setto-ottocentesco della decorazione del palazzo per riscoprire la decorazione a fresco seicentesca. Quindi questa era la sua però bisogna dire una cosa, e poi dice anche, e qua lo possiamo vedere qua, d'altra parte la civica amministrazione non è stata così puntuale nel rispettare i dettami della duchessa quando nel 1908 ha costruito e ha coperto con un padiglione di vetro e cemento l'atrio del cortile per fare il Banco di Napoli. Io ho letto che poi sì, nel padiglione fuori quello, anche lì. e invece qua fuori aspetta, Le mostre della società promotrice di belle arti. Quindi lei dice questi manufatti e queste manomissioni che sono molto pesanti, cioè questo è il cortile del mente locale, per intenderci, questo è come era il nostro cortile che adesso è tutto aperto, e questi sono invece i lavori degli anni 50-60 di pulitura, diciamo, di tutte quelle che sono state le superfettazioni successive. C'era addirittura al piano terra una cucina che adesso noi non abbiamo mai visto e non c'è più. E questo era poi invece al momento dell'apertura negli anni 60 la situazione, quindi avere recuperato la spazialità in un senso di recupero davvero ideologico del momento barocco del palazzo, eliminando tutto quello che era successivo. Questo è di nuovo il giardino, che poi diventa, con una invenzione totale, il giardino come lo vedete adesso, con il portale di Gaggini e tutta la parte di come si chiama? Pergolato fatto da Albini. Se questo funziona molto bene senza
con un'operazione che è assolutamente condivisibile per il primo piano nobile, quello della Pinacoteca. Vedete, questo era il salone, era stato già tramezzato con degli affreschi di Baratta e poi viene riportato nella sua spazialità e volumetria seicentesca con gli interventi del dopoguerra. Questa era la loggia del primo piano nobile e queste sono le stanze, quindi il primo piano del palazzo per ragioni della famiglia non era mai stato, a parte nell'Ottocento, affrescato come il secondo piano nobile con affreschi che sono dei capolavori della pittura barocca, e quindi l'idea è stata quella di riportarlo a una moderna pinacoteca in cui le opere sono suddivise per scuole e cronologicamente. Questo adesso, anche se questa indicazione qua era quella che era già stata data dall'ispettore del ministero che era arrivato a sovrintendere i lavori, perché comunque vi dicevo che la stampa non era stata, era molto preoccupata di quello che stava avvenendo a Palazzo Rosso, e quindi vi leggo alcuni titoli dei giornali dell'epoca. Il Secolo titolava "Non eludere le volontà della duchessa di Galliera". Il Corriere Mercantile: si chiede l'intervento delle autorità locali e centrali per impedire qualsiasi alterazione all'assetto originario. Corriere del Popolo: nessuno ha il diritto di riordinare Palazzo Rosso. Questo è un po' eccessivo, perché dice proprio... Gazzetta del Lunedì, che peraltro si spende ogni lunedì sul palazzo: per la dignità di Genova Palazzo Rosso non deve essere toccato. Quindi chiaramente lei operava con... La città è sempre stata... La città è sempre stata conservatrice ed era molto attenta a che sul palazzo non si facessero e si operassero scelte avventate. Appunto, lei dice... In realtà c'erano altre cose, e c'è un'altra cosa che scrive in una delle lettere, credo, all'assessore De Bernardis, dicendo che questo allestimento comunque avrebbe avuto delle caratteristiche di temporaneità, che però che effettivamente come idea della disposizione delle opere, almeno il tipo di allestimento presuppone una certa flessibilità, però poi certi interventi sono stati così pesanti che la temporaneità si viene un po' a perdere. Comunque vi dicevo che dopo tutta questa campagna stampa pesantissima arriva da Roma un ispettore del Ministero, che è Mario Salmi, vicepresidente allora del Consiglio Superiore Belle Arti e Antichità, che viene chiamato proprio dai due soprintendenti Ceschi e Rotondi per verificare che la progettazione su Palazzo Rosso sia in qualche modo conforme a quelli che erano i dettati dell'atto di donazione della duchessa, e comunque anche esercitando il ruolo che il Ministero aveva di alta sorveglianza, di tutela sui lavori che si stavano svolgendo, che erano lavori, appunto, abbiamo visto che durano quasi una decina d'anni. Lui in realtà, forse perché c'è anche quel fatto che lei chiede che venga qualcuno che, di fidato, e questo puoi dirlo tu. C'è una lettera di Caterina Marcenaro a Giulio Carlo Algan, che è il presidente del comitato di settore del Ministero, in cui dice proprio manda qualcuno di fidato. Quindi lei ha addomesticato la visita ministeriale. Quindi Mario Salmi condivide almeno in parte l'idea di spostare alcune opere rispetto all'allestimento a quadreria del secondo piano nobile e di spostare nel primo piano nobile, appunto, per esempio parla dei Veneti del Cinquecento. Rotondi, tu mi dicevi, invece parlava dei tenebrosi che in quel momento erano considerati quasi delle brutte pitture, quindi Mattia Preti per esempio. Prima della mostra di Caravaggio di Roberto Longhi, quindi Mattia Preti era considerato un pittore, sì, un po' così. Comunque, nonostante tutto ciò, nel 1952 arriva il nulla osta ministeriale e quindi si può procedere con i lavori. Ma evidentemente, anche se hanno il nulla osta ministeriale, sanno benissimo che ci può essere un terzo incomodo che va a in qualche modo a poter fermare questo tipo di progettazione, e che è la Francia.
perché appunto tutti sono terrorizzati che se il museo diventa un'altra cosa e quindi quelle condizioni non sono rispettate, la Francia possa dire allora lo pigliamo noi. E quindi nel 1953 viene firmato un accordo fra il Comune di Genova e il governo francese, in particolare con l'Istituto di Belle Arti, cioè l'Istituto di Francia dell'Accademia di Belle Arti, per una transazione in qualche modo, cioè a fronte loro di prendere il Palazzetto Rosso. La stampa dell'epoca cedono alla Francia Palazzo Rosso, in realtà è il Palazzetto Rosso quello dove adesso c'è appunto la Sans Française e la Galliera, per fare una sorta di foyer dell'alleanza italo-francese in nome appunto dei duchi di Galliera. È in questo momento che anche la biblioteca Brignole Sale viene spostata lì. Leggo da solo gli scaffali. Però nelle intenzioni c'era di spostarla. Almeno se ne parla. No, nell'atto l'ho letto proprio che c'è. Vai. Mi provochi. Sì, ma provoco perché voglio dire, giusto anche così. No, per raccontarvi cos'era la città, perché bisogna rendersi conto. Niente di nuovo, sì, per chi lavora in questo settore non è niente di nuovo. Ma è stampato, quindi non è una cosa che mi invento, una conferenza fatta in uno dei Rotary genovesi, in cui si dice letteralmente, e parliamo di 1954, non di 1700, che non è pensabile cedere una biblioteca di contenuto religioso come quella Brignole Sale a una nazione giacobina come la Francia. Questo nel 1954 si può dire una cosa del genere in un contesto semipubblico e non essere presa per nacchie, perché verrebbe da dire presa per nacchie. Cita anche tutta una serie di titoli anche in genovese che contiene questa biblioteca, per dire guardate che non è proprio così, è una biblioteca di famiglia che sì, fa ridere lo stesso. Nel 1954 è importante. Come vi dicevo, e siamo anche molto d'accordo con Piero, la parte del primo piano nobile è risolta, è più facile anche da risolvere. Il secondo piano nobile, che era quello che era riccamente decorato all'inizio, proprio appena il palazzo è stato edificato e anche in seguito, è molto più difficile come problema metodologico da affrontare. Questa è la loggia del secondo piano nobile. Non so da quanto tempo non venite a Palazzo Rosso, però non la riconoscerete mai, perché la loggia di Palazzo Rosso adesso, questa era ancora come era, adesso piano piano è diventata tutta aperta sulla città, con quelle vetrate che hanno in qualche modo creato un diaframma fra l'interno e l'esterno, demolendo però tutta una parte in muratura e affrescata del palazzo, peraltro anche andando a creare dei problemi poi di accesso al piano delle mezzerie superiori, perché dove vedete questa parte lì era una scala che dal secondo piano nobile andava all'ultimo piano. Infatti la scala ottagonale famosa di Albini nasce anche perché nel momento in cui si toglie quella scala lì non si sa più come arrivare sopra. Quindi questa per esempio vedete da una parte come era, dall'altra come è una foto storica, però sostanzialmente, a parte i due gruppi marmorei che abbiamo spostato ma che ricompaiono, è così. Quindi c'è un grosso lavoro di emendamento, diciamo, di quella che è una decorazione che viene considerata non coerente con un'idea di palazzo barocco. Più che emendamento la chiamerei obliterazione. Io ho detto emendamento. Però questo era il salone dopo la guerra, quindi questa era prima perché poi c'è Bong dopo, si vede molto bene, però comunque era poco prima, subito dopo, quando crolla il soffitto. Però vedete che era molto decorato e con tutte queste decorazioni probabilmente a tempera di Canzio in questo caso, e quelle che vengono molto rovinate, probabilmente, però così rovinate non sembrano da queste fotografie. Questo è il quadro che si salva, quello che Piero ha messo di nuovo nel salone di Domenico Piora con il carro delle stagioni, e questi sono i pavimenti che poi nella scelta invece della riapertura degli anni 60
vengono coperti dal feltro rosso famoso, che è una scelta appunto di Caterina Marcenaro e di Franco Albini nel momento in cui si riapre il palazzo dopo tutti questi lunghi anni di lavoro. Queste sono foto storiche, lo vedete perché c'è ancora la famosa specchiera e non ci sono i quadri, e anche questo. C'è invece un lampadario che è stato acquistato sul mercato antiquario negli anni 50. Questo è un momento intermedio a quello attuale, però ho messo questa foto per far vedere questa porta e quella porta, cioè è lo stesso ambiente. E adesso più o meno è come è in questo momento, con i quadri di Guido Bono che Piero giustamente ha rimesso nelle quadrerie dove erano sistemati in origine. Aggiungo appunto, nel caso dei Guido Bono sono stati dipinti per essere le sovrapporte del salone, quindi hanno anche uno scorcio che se li metti a altezza normale li vedi sbilenchi. Sì, sbilenchi, e sbilenco torna qua. Queste sono parole di Caterina Marcenaro che volevo mettere qua perché fanno proprio capire lo spirito del suo tempo e di come lei vedeva queste stanze a quadrerie come erano nella sostanziale continuità dal momento della donazione dell'Ottocento agli anni 40. Il barocco delle volte delle stanze, sta parlando della sala della primavera, dell'estate e dell'autunno, erano tutto a quadriglia, quindi su livelli sovrapposti, è troppo vivo per essere rovinato da quelle quadrerie sbilenche, concepite forse dal maggiordomo di Casa Brignole. Penso che di imbastardire il barocco dell'insieme per la vanità di uno studiosetto di biblioteca sia un crimine che non potrei mai perdonarmi. Mi aiuti a pensare, lei sta scrivendo ad Albini, se non sia meglio di fronte a quelle sconcezze, io credo che lo sia, foderare le pareti di una stoffa opaca e unita che si accordi con le volte e con le moquette dei pavimenti. Quindi è chiaro che l'idea anche di foderare le pareti di alcune stanze, perché poi alcune stanze a Palazzo Rosso erano in realtà poche le stanze foderate, noi le abbiamo tolte solo in una e che poi vi farò vedere, viene proprio da Caterina Marcenaro e come abbiamo visto in tanti altri progetti Albini-Marcenaro, è un tandem in cui l'architetto risponde a delle precise e ben chiare richieste che lei fa appunto al progettista. Quindi vediamo. Aggiungo una cosa, non le aveva fatte il maggiordomo di casa come lei pensava, ma Gregorio De Ferrari, la disposizione dei quadri. Sì, perché di fatto questa idea che si legge anche nei libri di restauro dell'epoca, in questi quaderni di restauro in cui in tutte le sale c'è scritto si provvede a eliminare le tempere a secco e a riscoprire la decorazione originale. Tante volte funziona, a volte poi non funziona perché sotto non c'è più niente e a volte non funziona perché comunque nel ripristino anche architettonico del palazzo degli anni 50 e 60 si sono aperte finestre che erano state chiuse o porte dove non c'erano. Questo per esempio è il caso della sala della primavera, dove voi vedete adesso l'Anton Giulio a cavallo di Van Dyck, che non è la stessa parete, ma l'Anton Giulio era nella parete fra le due finestre e la finestra non c'era, quindi negli anni 60 viene riaperta quella finestra. E d'altra parte, e questa si vede quando viene riaperta, viene anche invece tamponata una porta, quindi chiaramente in questo caso non si aveva più neanche il paramento decorativo unitario, quindi anche la scelta di mettere la tappezzeria ha aiutato, anche se sono convinta che sia più una questione estetica e di gusto, però non era neanche possibile farlo. E lo stesso procedimento uguale è quello della sala dell'autunno, cioè dove lo vedete è lo stesso angolo, la stessa visuale, lo potete vedere dall'affresco sopra dove c'è quella figura in stucco di Muttone che esce quasi dalla parete. Lì c'era una porta dove adesso non c'è più e quindi chiaramente la continuità della parete veniva a mancare. Adesso è così. La sala dell'autunno invece ha una storia un po' dove noi torniamo indietro e facciamo i bibliotecari, come si chiamano, quelli, i bibliotecarini pedanti, Poi i maggiordomi di casa, perché in questo caso queste sono le foto storiche, questi sono i restauri degli anni 50-60 in cui si vedono tutte le decorazioni, anche quelle settecentesche, vengono tolte, si vedono benissimo le quadrature dove stavano i quadri,
si vede anche una finta porta ricoperta poi da una successiva fase decorativa, e questo invece è l'allestimento della riapertura negli anni 60. Noi qua è l'unico caso in cui siamo tornati indietro e abbiamo voluto riproporre la quadreria. Siamo nella sala dell'autunno, e nel momento in cui, in occasione dei 150 anni della nascita della Duchessa, si è provveduto a fare proprio un cantiere, un progetto pilota, un cantiere didattico con Venaria Reale, per capire come procedere per i restauri degli affreschi di Palazzo Rosso. In questo caso, nella sala dell'autunno, tutto il paramento murario era perfettamente conservato, senza tamponature o riaperture, e quindi qua si è deciso di rifare la quadreria come nell'Ottocento, anche perché effettivamente, come dice sempre Piero, ed è questa poi in fondo un'altra idea che si è intersecata con quella del racconto e del ripristino degli anni 60, l'idea curatoriale che ha portato avanti Piero nei suoi anni è stata quella invece, in questo grande palazzo barocco, riscoprire quelle che erano le varie fasi storiche che componevano questo edificio, riscoprendo i vari appartamenti da cui era fatto, perché qua abbiamo la fase di fine 600, però poi abbiamo il mezzanino di primo 700, la casa dell'appartamento dell'amatore d'arte degli anni 50 e via via, si possono calcolare almeno 7 altri momenti. Poi è chiaro che la scelta anche di Albino Marcenaro, anche quella del feltro rosso, è servita anche nel celare questi pavimenti fatti invece intorno agli anni 40 dell'Ottocento, un segno molto forte di pavimenti marmorei con di colori più svariati del mondo, che in qualche modo forse potevano dare un senso troppo di dimora comunque il feltro rosso può piacere, non può piacere, è un fil rouge veramente che accompagna il visitatore nella visita al secondo piano nobile del museo. C'è chi da 30 anni dall'apertura, come il tuo amico Gonzales Palacios, ancora adesso e già allora ne era disgustato e ne parlava come di moquette da albergo, e invece poi per altri è il segno che caratterizza questo museo, che è visto anche non solo come casa museo di Berlino e Sale, ma anche come un esempio di museo del moderno e di segno forte di Franco Albini. Mi consenti un altro intervento? Sì, certo, mi piace molto. Quello che io trovo intollerabile da conservatore di museo è che proprio nella sala che vi ha mostrato prima la dottoressa Besta, sì, vai quando c'è la tappezzeria. Ce l'hai, questa qui, ecco. Caterina Marcenaro scrive che ha dovuto tappezzarla perché sotto non ci sono più le decorazioni originali, e questo è falso. Cioè lei le ha viste e ha deciso di tappezzarle perché gli tornava comodo non giustificare altrimenti queste, invece c'erano. Ecco, quando uno scrive il falso, secondo me mette in discussione tutto il suo operato, non soltanto quella singola intervento. D'accordo, ma no, ci sono, le abbiamo tirate, sono sì, ma infatti devo dire che è stata scelta questa sala perché proprio vedendo queste foto storiche avevamo la certezza che qualcosa ci fosse, e quindi qua, dove la tappezzeria era molto più rovinata rispetto anche a altre sale, c'erano già stati degli squarci che si vedeva sotto, si vedeva che c'era una decorazione, e quindi in questo caso abbiamo scelto di vederla come adesso, così si rendono conto. Adesso è così, aspetta, così. Così sono tutte le decorazioni originali. Perché l'hanno tolte quelle tappezzerie? Le tappezzerie sono state tolte perché stavano marcendo, una tappezzeria in stoffa con 70 anni di storia. C'erano anche altri problemi che infatti nelle altre due sale dove sono state rimesse nuove su modello con rilievo di quelle albiniane ignifughe, perché comunque erano così come il feltro, quindi cioè, era praticamente il carico d'incendio mostruoso, quindi questo per dire quello che invece ti tocca gestire adesso sono anche tutta la normativa di sicurezza, il fatto che quel tipo di tappezzeria con sotto quel mollettone proprio che si vedeva che si incendiava a solo guardarlo, non era più pensabile, ecco. Poi ci sono casi in cui, come la sala dell'inverno, invece c'è stato
togliere quelle che erano le decorazioni successive ha riportato un'identità, anche se ben aiutata, molto bella. Il caso più eclatante l'avevamo visto dalla parte più a nord della loggia, ma la loggia che si affaccia sulla città, che è la loggia delle rovine, ha avuto un intervento che per noi adesso è impensabile, nel senso che per creare appunto quel diaframma di vetri fra la prima loggia e la seconda loggia che dà sulla città, che è questa, è stato tirato giù tutta la parte in muratura e poi di finestre che è seicentesca, e anche il pavimento. Vedete la differenza, no? Adesso è così. Per non parlare della storia della vita dell'uomo, dove, perché poi le cose sono buffe, perché poi si scoprono, no? Effettivamente ci sono cose che sono impensabili, perché noi su tutte le stanze del museo, io ho scelto quelle del secondo piano nobile perché erano più interessanti, dove c'era la quadreria, però abbiamo una documentazione di tutte le fasi, quindi e anche, devo dire, di tutti i lavori, cioè di tutti i momenti dei lavori in cui fanno degli interventi. Quindi questo era come era, diciamo, fino alla guerra. Questo è il momento invece in cui iniziano i lavori di restauro. Qua vedete la parete a nord, che prima del restauro, che è molto interessante. C'è un camino, c'è una specchiera, ci sono due porte, una porta poi... La porta, quella più a destra, verrà eliminata, lo vedete, tamponata, viene tolto il camino, viene tolta la specchiera, non c'è più niente, cioè qua quell'operazione che veniva fatta di togliere le cose per trovare quello che c'era sotto non funziona molto, perché non c'è più niente sotto, e quindi si decide di, sulla base di un'altra figura che esiste in quella sala, che è questa, di fare una figura en pandan che parli con quella, interpretando questa erroneamente come una cerere. E quindi questa figura è totalmente di ripristino, fatta da questo bravissimo restauratore, pittore degli anni 60, che si chiama Luciano Arrigoni. Ha tratto in inganno tanti, è stata pubblicata anche come buona, e sono stati anche usati dei documenti per dire questa è la cerere e la pomona di Imperiale Bottino. In realtà Piero nel 95 aveva già scoperto, grazie a queste fotografie, grazie ai documenti e grazie anche al fatto che di questa figura qua ce ne sia una gemella in un palazzo di via San Luca a casa di amici, e dire: ma cavolo, ma questa è la stessa di Palazzo Rosso, ma questa regge in mano un cerchio, ma quindi quella dalle foto che non c'era, perché quando la fanno appunto negli anni 60 e con una falsa rapporto iconografico, perché appunto quella non è cerere, ma secondo l'iconografia del Ripa è la conservazione, perché ha anche questo cerchio d'oro in mano, e quindi cerere e pomona, in realtà quella è la conservazione e pomona non c'entra niente. E poi tu giustamente hai dato il nome a questo autore come Antonio Hafner e non Imperiale Bottino, ma questa di nuovo è un'altra storia. Però gli interventi sono molto pesanti, si aprono finestre che non c'erano più. Questi sono i pavimenti. Sala delle Arti Liberali è un altro esempio in cui, tolte le decorazioni a quadreria, vengono riportati alla luce gli affreschi con i paesaggi di Tavella che vengono incorniciati. E questa di nuovo è la Sala della Gioventù in Cimento, che secondo me forse è l'esempio più forte di quello che è stato fatto. Di nuovo, come tutte le altre, quadreria a livelli sovrapposti, vedete, si riconoscono qua la Cleopatra di Guercino, si riconosce la Cuoca, tra le altre anche Andrea del Sarto, bellissima secondo me. Qua vengono tolte le decorazioni a tempera, e si è proprio scritto sul diario di cantiere: accidenti, qua però non c'è niente sotto, dobbiamo fermarci perché e vedere cosa fare. E vengono fatti i cartoni per rifare l'affresco, e quindi poi, perché vedete c'è pochissimo, quindi quella che noi chiamiamo la sala di Guido Bono, che è stata pubblicata proprio come tutta di Guido Bono, è in realtà Guido Bono e di nuovo Luciano Arrigoni, con un tipo appunto di restauro che adesso non sarebbe possibile. E soprattutto, di nuovo, è quello che diceva Piero: ok, questa metodologia è, però devi raccontare tutto, allora devi dire cosa hai fatto, devi dire che questa parte qua è in gran parte di ripristino.
qua non c'entra niente, però è un altro argomento che, però, quando dicevamo le norme di sicurezza, per esempio, hanno modificato anche quella che era un bellissimo esempio dell'architettura albiniana, in questa scala delle dipendenze che porta ai piani superiori. Negli anni 2004-2005, per la riapertura del 2005, sono state apposte quelle bacchette che vedete. Prima era tutta aperta, non già mai morto nessuno, però adesso invece c'è il terrore che qualcuno caschi di sotto, e quindi è stato messo sia da una parte il grip delle lastre di cristallo, che non si potevano mettere da tutte le parti perché diventava pesantissima e la struttura non avrebbe retto, e quindi queste bacchette. Questa è un'altra storia ancora, ma per dire che lassù in cima c'è l'appartamento dell'amatore d'arte, che appunto è il primo appartamento che Piero ha riscoperto in questa sua opera di allestire gli appartamenti storici del palazzo, e che poi noi abbiamo completato in parte con l'allestimento del mezzanino di Palazzo Rosso, dove appunto abbiamo riportato i 2 gruppi marmorei che prima erano a Villa Duchessa di Galliera e che sono tornati. Quindi in realtà qua ci sono mille argomenti, e vi abbiamo raccontato forse un dietro le quinte di queste vicende che spero vi abbiano interessato. Sì, le sibille sono tornate e sono esposte adesso a Palazzo Rosso in quelle che sono le stanze dedicate all'Ottocento, che appunto dove è allestito i mobili dell'Hotel de Matignon, quindi la parte proveniente da Parigi, che per tanti anni invece erano stati ospitati nelle stanze cosiddette riservate, giusto? Quelli no, quelli erano a Palazzo Bianco, è vero. Però c'erano anche cose delle stanze riservate che abbiamo messo di cose più piccole, vabbè, quadri, sì. I quadri di famiglia, sì. Sì, adesso dal 2011 direi ci sono riesposte lì. E anche tante altre cose, come diceva Piero, che erano a Parigi portate, poi sono tornate dopo la morte della duchessa per costituire il primo nucleo di Palazzo Bianco. Quindi non solo i Rubens, Van Dyck, Cristo della Moneta, ma anche gli spagnoli del Seicento, e anche la Madrina di Canova, per esempio, che grazie al fatto che la duchessa è entrata in conflitto con la nuova classe di governo, col passaggio dall'Orléans poi a Napoleone III, a noi ha fruttato un bel nucleo di patrimonio che era destinato al Musée Galliera. Il primo della duchessa di Galliera è morto, era il suo preferito. Luisa non aveva figli perché sto secondo perché si odiava così non si odiava. Sì, però secondo me non si odiava, no. Con la madre rapporti apparentemente ineccepibili. I problemi sono stati col padre. Però non si sa più niente. No, si sa tutto. Adesso si sa tutto. Un'altra conferenza. Si sa tutto. Intervento? Sì, ecco, soltanto per analizzare il legato testamentario di Filippo de Ferrari ci vorrebbe 2 giorni, perché lascia tipo, non so, 150 legatari con un sistema di... Ma Raffaella, te lo diranno un altro modo. No. Sempre. Ci sono degli interventi? È troppo lungo. È lungo. È troppo lungo e ha avuto troppi cognomi. Sì. Sì? Ha precorso le unioni civili. È vero. La Renotier come uno, però anche Arnold, anche... Però lui è di fatto Hai capito? Ma non c'è stato anche una specie di processo di riconoscimento quando lui è morto, per capire se quel Filippo Ferrari Arnold era proprio lui? A me sembra di aver letto qualcosa del genere. Può darsi. Sì. perché è troppo complicata la vita. È vero. Però secondo me poi Grazie. Devo dire che è stato molto bello sentirvi parlare in coppia. Veramente. So che siete uniti. L'abbiamo fatto come si può qua, però.
No, non lo so. sapevamo neanche che cosa... Lo so. Anzi, oltre a conoscervi come esperti, critici d'arte, persone estremamente gradevoli e cordiali, ho preso anche un'altra decisione, quella di nominare te mio erede testamentario, perché sei esecutore testamentario, assolutamente. No. Ecco, però adesso venendo ad una domanda più concreta e più attuale, quello che volevo chiedervi, in modo particolare a te che adesso reggi le sorti di Palazzo Rosso e di Palazzo Bianco, dei musei civici, se c'è un sostegno finanziario che ancora deriva dalle necessità di accompagnare quei beni anche da flussi di denaro, oppure da chi provengono gli sostentamenti di cui avete bisogno. Ma tu intendi se ancora adesso Sì. Sono rispettati? No, nel senso che... si sono estinti. come fiume. ha detto Piero prima, l'idea di dotare il museo di fondi a rendita per poter Sì, sostenere le certo. spese è un'idea modernissima, che poi è l'idea dietro a quasi tutti i musei americani, cioè il sistema dei musei americani, da Getty a Stuart Gardner, Rothschild, sono questo, cioè ti dono il museo, la collezione, l'edificio e la collezione, ma ti do dei fondi che possono essere immobili, possono essere fondi nel senso azioni o qualsiasi cosa nel libero mercato che proprio mi procura degli utili che tu investi per mantenere queste fondazioni, che sono fondazioni no profit, perché poi il museo purtroppo in tutto il mondo, anche nei musei in cui la parte diciamo di biglietteria, di merchandising, di parcheggio, parliamo del Getty che è magari il parcheggio più interessante, se arriva a coprire il 20% di quelle che sono le spese è già tantissimo. Purtroppo in questo caso con la donazione del Palazzetto Rosso, la cessione del Palazzetto Rosso al Galliera e poi per altri motivi, perché c'erano anche dentro il palazzo c'erano appartamenti, ma anche quella è una cosa che adesso è impensabile. Nel mezzanino dove noi avete visto c'era in affitto il signor Noziglia, però adesso sarebbe impensabile avere dentro un museo un affittuario per ovvie ragioni di sicurezza. Certo. E tutto quanto, quindi questa previsione qua purtroppo non c'è più. Allora vengo al punto, in che situazione, quale situazione finanziaria o quale istituzione finanziaria ti sorregge in questo momento? Il Comune di Genova. Poi abbiamo qua il collega che si occupa, Oriano Pianezza, delle sponsorizzazioni, che potrebbe anche dire che ci sono anche altre realtà che secondo quelle che sono le priorità che il Comune prevede poi sponsorizzano altre attività. Ho capito. Sì. La duchessa aveva lasciato delle rendite, nel senso che siccome visitabile per lei era soltanto il secondo piano nobile, tutto il resto andava affittato e il Comune percepiva delle... Adesso il palazzo è tutto in uso al museo, alla biblioteca e quindi già quello, ma anche prima di quest'ultima, perché queste nuove acquisizioni di spazi sono successive all'anno 2000, no? Prima però, già negli anni 60, c'era stata una riforma all'interno dell'amministrazione comunale, cioè fino al 1960 esisteva all'interno del comune l'amministrazione Brignole Sale, che gestiva... Nel 60, mi pare proprio tondo, il comune ha deciso, perché non era l'unica cosa di questo genere, di centralizzare la gestione di tutti i beni immobili, perché ne aveva di tantissime generi, cioè tantissimi lasciti il comune, e in questa uniformazione della gestione patrimoniale sono finiti le voci singole, cioè non c'era più una voce che diceva questo è quello che viene dal patrimonio Brignole Sale, questo che viene dal patrimonio, ma in più, ed è una cosa che non abbiamo detto ma che merita dire, il legato della duchessa
anzi scusate, l'atto di cessione prevedeva anche alcuni aspetti di funzionamento. Per esempio, il museo doveva essere aperto solo 2 ore al giorno. E uno dice: perché 2 ore al giorno? Per il semplice fatto che non c'era la luce elettrica nel 1874 e quindi stava aperto a metà giornata, quando la luce diurna era la migliore possibile e niente di più. Nel momento in cui metti la luce elettrica hai un costo che la duchessa non aveva previsto, ovviamente. Custodi, appunto, lei prevede in totale 3 persone: il portiere, il direttore e il custode. Che per un piano poteva anche Che poteva al limite anche starci, pensando poi al tipo di visitatore. È ovvio che nel momento in cui, cioè già prima della prima guerra mondiale, gli introiti degli affitti degli appartamenti non sono più sufficienti a pagare le spese di Palazzo Rosso. Quindi è stato molto precoce l'idea di lasciare dei fondi, però mettendo dei vincoli di gestione che i tempi cambiano. In generale, Beppe, nella carriera mi è capitato non pochi donatori, non di patrimoni come la duchessa, ma a volte anche di singoli quadri, e ti dicevano per esempio: ma vorrei che fosse sempre esposto. Dico: ma non scrivere sempre esposto, perché non sappiamo, poi possono cambiare le cose. Di nuovo, per farvi ridere, mi è capitato un donatore di una collezione numismatica che forse era anche pregevole, di 92 stati del mondo, quindi molto ricche, e mi dice: ma io vorrei che ci fosse una stanza per ogni stato con la bandiera di quello stato. E dico: ma cosa costruiamo un palazzo apposta? Perché non esiste una stanza per ogni stato. E lì ha capito, però poi ha deciso di non donarla. Devo dire che io con le monete ho un rapporto tale che sono contento che non abbia fatto la donazione. A proposito di monete, allora però chiedo a Raffaella com'è la situazione in realtà a livello di personale, prima si parlava di domestici, guardiani, adesso parliamo di figure diverse. Io però credo che come in che stato gran sei? parte In che condizioni sei? Ecco, conosco le tue 3 colleghe. Sì, ma ne voglio conosci dire, 2 perché colleghe ne ho 2 e quindi siamo in 3 per 3 palazzi. Che sono bravissime. Sembra bravissime, sì. Diciamo che non siamo in una situazione di troppo pieno, ma casomai di... Sì, lo sappiamo, anche con proprio le norme di finanza pubblica non prevedono neanche che tutte le persone che vanno in pensione il turnover sia rispettato al 100%, quindi poi ci sono per esempio altre modalità per garantire la guardiania delle opere, che sono da una parte i custodi comunali, dall'altra la cooperativa che adesso ha la concessione della biglietteria, dall'altra dei volontari, quindi cerchiamo di garantire la massima fruizione possibile con i mezzi che abbiamo, ecco, ma anche poi come si dice, la sicurezza delle opere, perché poi non possiamo lasciare anche magari sale senza nessuno con la gente che passa, quindi cerchiamo veramente ogni giorno, in una richiesta sempre più pressante di essere gestionali, di gestire le situazioni che ogni giorno accadono, con un tipo di fruizione che è molto diversa da quella degli anni 60, voglio dire, noi abbiamo sempre eventi speciali, dai rolli al Festival della Scienza, ai croceristi, c'è quindi una fruizione diversa anche, e che impone un'attenzione diversa, o anche davvero, come si è già detto, anche adesso come era impensabile aprire 2 ore al giorno, ora ci sono standard museali che ti dicono che per essere un museo, il museo deve essere aperto almeno 8 giorni, almeno 8 ore, ma anche rispetto anche a pochi anni fa, rispetto anche a quando noi abbiamo iniziato, delle garanzie di accessibilità per tutti i pubblici possibili, che è un altro tipo di ragionamento ancora, un altro pensiero che devi fare per poter raccontare le tue collezioni a chiunque, sempre garantendo anche però che dal punto di vista museologico
abbia tutto un senso e non mettere lì per mettere lì la cosa da toccare, cioè è tutto molto, molto difficile, soprattutto perché sì, non abbiamo tanti soldi, dai, Oriana, non ce l'abbiamo noi tanti soldi. Sì. Sì. La domanda a questo punto è questa, nel senso che altro statisticamente è cresciuta l'affluenza del pubblico? Ma sì, decisamente. Sì, decisamente, cioè, decisamente. In modo soddisfacente. Diciamo che poi ci sono anche dei miracoli strani, perché io mi ricordo che ho iniziato con Piero a lavorare alla prima mostra a cui ho lavorato è con lui, cioè Van Dyck a Genova 97. Nel 1997 Genova non era certo una città con una vocazione turistica così forte e neanche culturale, no? Perché nel 97 qua a Palazzo Ducale la mostra di Van Dyck ha avuto più di 200.000 visitatori, quasi 250.000, erano tipo 230, una cosa del genere, che è una cifra stupefacente ancora per adesso, e per Genova nel 97 incredibile, ma veramente incredibile. C'erano le code fuori ed era una affluenza da Venezia, non so come dire. È vero poi che con Genova capitale dell'Europea della Cultura del 2004, con tutta una serie di operazioni che sono state fatte su Via Garibaldi, la pedonalizzazione eccetera eccetera, è proprio è un flusso che ha iniziato lì a salire, sì, assolutamente. Poi bisogna anche saper leggere i numeri, perché per esempio noi, che ne so, nell'ultimo anno abbiamo avuto un calo di visitatori, ma lo so, del 2%, siamo sempre sui 90-100.000, ma a fronte di un calo dei visitatori abbiamo introiettato molto di più, quindi bisogna capire anche le gratuità quante sono, cioè bisogna saperli leggere. Poi non è sempre detto che se sono meno visitatori le entrate sono... Sì. No, questo non c'è dubbio. È un sistema di bigliettazione più ampia? Ma esiste assolutamente, c'è il sistema di card museali che riunisce tantissimi musei sia statali che civici come noi che privati, ed esiste già. Forse sarebbe da razionalizzare un po' perché sono troppe le card. Ti ringrazio molto. La parola a Oriano Pianezza, che è responsabile dell'ufficio sponsorizzazioni del comune. Buonasera. Dunque, il mio lavoro è quello di fare una piccola azione di profiling con le aziende e cercare di capire le aziende che hanno degli interessi rispetto all'arte e che possono essere coinvolte sulle iniziative. Il patrimonio culturale del nostro comune, della nostra città è sterminato, quindi è una lotta improba per cercare di raggiungere le necessità di tutti. Vi posso dire però che la nostra città, che viene un po' descritta dalla vulgata come col braccetto corto, anzi con la mano direttamente attaccata alla spalla, è una città che esprime un mondo imprenditoriale molto generoso, quindi ci sono molte imprese che per una serie di ragioni anche non economiche, direi, hanno piacere di legare la loro immagine all'arte, alla programmazione culturale della città. Noi come comune, io sono arrivato in questo ufficio 5-6 anni fa e siamo cresciuti circa di 1 milione di euro all'anno, e quindi vi parlo di una città che esprime interesse per l'arte, Le sfide sono così numericamente alte che è inutile, ogni volta che parlo con la Raffaella Besta mi massacra, però io vi devo dire che noi siamo un comune che riceve tante donazioni, quindi ci sono i colleghi che sono, diciamo, al lavoro proprio quotidianamente per dare la possibilità ai cittadini di donare immobili, opere d'arte. Direttamente al comune, il comune ha una grande tradizione, riceve dai villotti di periferia. E poi se posso aggiungere una cosa che per noi è veramente stata epocale, è stata l'Art Bonus, perché con Art Bonus, sì, perché soprattutto musei civici come i nostri, che
pur se molto grandi e strutturati, sono molto dipendenti da quello che è il bilancio comunale, perché noi non abbiamo neanche un capitolo di bilancio autonomo, quindi non possiamo introiettare direttamente dei soldi, va nel bilancio comunale, nel bilancio della nostra direzione, non arriva al museo, no? Invece con lo strumento di Art Bonus noi abbiamo una casella dedicata a musei di Strada Nuova per tutta una serie di attività che individuiamo triennio per triennio, e quella è invece un'erogazione che arriva direttamente al museo e che noi possiamo dirottare su progetti specifici, e a fronte di un vantaggio enorme per il mecenate, perché qua parliamo di mecenati di munificenza, cioè quella del 65% del credito d'imposta. Quindi noi abbiamo delle aziende che fanno una sorta di fondo rotativo. È un sistema molto più incisivo negli Stati Uniti. Certo, perché a quel punto certo, perché ti conviene a volte trovare qualcuno a cui donare, perché ti sgravi. Comunque È preso direttamente dall'estero. Ma sull'uso delle parole straniere in Italia. ecco, allora va bene, volevo solo terminare l'intervento dicendo che vi ho parlato delle aziende dei genovesi, no? Che sono estremamente sensibili. Io lo so che sembrerà che arrivo da Marte, ma vi parlo di un mondo imprenditoriale estremamente sensibile sui temi del sociale, della cultura, della scuola. C'è una grande sensibilità rispetto stavo per dire legacy, ma di eredità che si lascia alle nuove generazioni. L'altro capitolo è quello di quelli che vengono da fuori. Sono sicuro che dirò una banalità. Noi tanti anni fa come comune abbiamo coniato questo logo, questo brand come dire, di marketing territoriale, che era Genova More Than This, Genova molto più di quello che ci saremmo aspettati, perché le aziende che vengono in visita degli eventi previsti dalla programmazione culturale hanno tutti questo senso di sorpresa di vedere la qualità e il pregio dell'offerta culturale, del patrimonio culturale genovese, cioè non se lo aspettavano. Noi nelle guide turistiche siamo quello che si dice, lo devo dire in italiano, i secondi preferiti, i second best, ma invece quando poi il milanesotto tipico che lavora tante ore al giorno, quindi come dire, non si può nemmeno fare una colpa, esce dal circuito solito e viene a Genova, rimane veramente a bocca aperta. E io avrei concluso. Abbiamo parlato di donazioni, di contributi e di sponsorizzazione. Bene, credo che possiamo concludere. Se mi consentite questa considerazione, che i documenti storici e la capacità di studiare questi documenti, come ha fatto per esempio Piero Boccardo, consentono di fare luce sui veri meccanismi che hanno portato a questa donazione galliera, e anche di ridare legittimamente a chi di dovere l'onore delle sue scelte e delle sue azioni. Quindi non soltanto la duchessa, ma il figlio Filippo, e direi con grandissima importanza anche per il messaggio per quanto riguarda la destinazione, la Luisa Melzi d'Eril. Posso fare un'ultima considerazione, ma probabilmente questa riguarda la possibilità di un intervento completamente diverso, ma dalle parole sia di Piero Boccardo che di Raffaella Besta mi pare di poter dire che Caterina Marcenaro, che giustamente gode di una grandissima fama come curatrice del museo, in realtà mi sembra che sia davvero intervenuta a gamba tesa nell'affrontare e a volte nell'offendere quella che è stata l'evoluzione del gusto dei padroni di casa di Palazzo Rosso. Il suo, insieme con Albini, probabilmente non è stato un intervento conservativo, ma tra virgolette creativo, e forse su questo avrebbe la pena di discutere ancora, ma è tardissimo e chiedo scusa a tutti voi. Vi dico solo... Purtroppo Giovanni Ansaldo è morto. Ecco perché allora bisogna evocare lui.
Vi posso dire? Hai evocato l'ombra di Giovanni. È una bella ombra. Allora, scusatemi per chiudere, perché sennò poi vede. Non è più l'accademia, diventa una cosa a lei. Ma scusa, Benigni, sempre Benigni. Ma sembra Benigni. Io mi piacerebbe tanto, ma non ho mai avuto questo tocco. Spero di essere un po' meglio, però. Avete detto questo. Il prossimo incontro è giovedì 27 marzo alle 17. Gabriella Iraldi parlerà di Marco Polo, il mercante e il suo libro. Grazie a tutti.